Bene, buongiorno intanto. Allora, oggi noi presenteremo la prima parte, una delle parti più consistenti del nostro programma, che riguarda appunto la lotta agli sprechi della politica e della trasparenza. Nei 360 comuni che abbiamo già visitato, questa è una delle domande più insistenti da parte dei cittadini veneti. Cioè, i cittadini veneti chiedono una politica più vicina a loro, più presente, ma anche meno diciamo così, lontana dal punto di vista appunto della sobrietà. Quindi vogliono una politica sobria, vogliono una politica che non costi, no, quanto costa oggi. Allora, la prima proposta che io farò: un taglio agli stipendi dei consiglieri regionali. Noi ridurremo le indennità di carica e le indennità di funzione percepite dai consiglieri regionali. Qual è la situazione attuale? Oggi un consigliere regionale percepisce una indennità base di 6.600 euro, a cui si aggiunge un'indennità di funzione che va da 2.700 euro per il Presidente della Giunta e per il Presidente del Consiglio regionale e 2.100 euro per i vicepresidenti dei gruppi e delle commissioni consigliari, segretari delle commissioni consigliari e revisori. Quindi qui potete ben vedere, diciamo, l'ammontare di quanto, diciamo, percepisce oggi un consigliere regionale e un presidente. Qual è la proposta che avanzeremo oggi? Noi taglieremo del 10% l'indennità base e l'80% l'indennità di funzione, con un risparmio di 5.800.000 in 5 anni. Seconda proposta: taglio dei rimborsi spese per i consiglieri regionali. Riduciamo l'importo dei rimborsi spesa percepiti tutti i mesi dai consiglieri regionali e chiederò a tutti i consiglieri di rendicontare le spese effettuate. Quindi noi oggi abbiamo, qual è la situazione attuale? Noi abbiamo attualmente 4.500 euro forfettari. Da questa somma passeremo ad una somma di 1.500, quindi una riduzione drastica, però che cosa c'è in più? C'è la rendicontazione delle spese documentate e pubblicate online, cioè tutto andrà rendicontato e documentato e pubblicato online. Quindi non ci sarà più la Corte dei Conti che dovrà intervenire successivamente per verificare alcune, no, asimmetrie, ma tutti i consiglieri regionali saranno obbligati a pubblicare online le spese e a documentarle. Abolizione dell'assegno di fine mandato. Noi aboliremo il trattamento di fine mandato per il Presidente, quindi ci mettiamo in gioco noi per primi. Quindi aboliamo il trattamento di fine mandato per il Presidente, per gli assessori, per i consiglieri regionali. Attualmente l'assegno è di 38.000 euro alla fine del primo mandato in regione e di 76.000 euro dopo la seconda legislatura, quindi sono somme consistenti, importanti. Noi le aboliamo per tutti, Presidente compreso. Taglio dei vitalizi. Taglieremo i vitalizi degli ex consiglieri regionali, quindi non li annulleremo, ma li taglieremo calcolandoli con il metodo contributivo. Questo dovrebbe comportare un risparmio ogni anno di 8.400.000 per i contribuenti veneti, cioè noi ogni anno paghiamo 11.200.000 euro, questa cifra non è scritta, ve la dico io, noi paghiamo ogni anno 11.200.000 euro per i vitalizi, cioè è assurdo che la regione ogni anno paghi una cifra maggiore agli ex consiglieri regionali rispetto a quelli attuali. Quindi con questo taglio noi risparmieremo ogni anno 8 milioni e 4.
qual è il risparmio nel quinquennio, quindi una legislatura con questa operazione che cosa andrà a risparmiare la Regione Veneto e quindi i veneti quanto risparmieranno? Una somma complessiva di 59 milioni in 5 anni. Data da cosa? Data dal taglio delle indennità, e vi ho spiegato come le tagliamo, risparmieremo 5 milioni e 800 milioni. Taglio dei rimborsi spese dei consiglieri, oggi hanno 4,5, le ridurremo a 1.500, 9 milioni e 2. L'abolizione dell'assegno di fine mandato, oggi è di 38.000 e di 76.000, risparmiamo 2 milioni. Riduciamo i vitalizi, quindi basta il sistema retributivo ma passiamo a quello contributivo con un risparmio di 42 milioni e la cifra è, come vedete, più alta, per un totale complessivo di 59 milioni di euro. Ecco, se qualcuno ha qualche domanda a proposito di questo, Primo blocco. Esatto, a proposito di questo che è appena stato detto, voglio precisare anche che tutto il materiale dopo vi verrà fornito via email. Ecco, anche le slide. avrete tutto, sì. Avrete tutto, che così... Quindi chiaro a tutti. Volevo solo sapere la somma, se facciamo il calcolo dello stipendio netto dei consiglieri regionali, perché sommando le varie indennità ora, Sì? mi pare che l'indennità sia di 8.300 euro netti. Quanto verrebbe? È riuscita a calcolarla? Allora, l'indennità oggi è di 6.600 Sì. base, Certo, poi abbiamo un'indennità di funzione 2,7 certo. Più i rimborsi più spese. 200. Attenzione, facciamo di un consigliere regionale Sì, base, sì, diciamo. certo, sì. Consigliere regionale base oggi prende 6.600, giusto? Più 200 fa 8. Più 200 fa 8,7, Sì, 8.700. Sì. Noi andremo a ridurre del 10% il 6,6, quindi fai conto 6.000, no? Sì. Più andiamo a ridurre dell'80% i 2.100, 400 quindi 400 euro. quindi 6.000. Quindi 6.000 più 400 in totale 6,4. Sì, e poi tagliate Poi il rimborso spese, che oggi è di 4,5, lo ridiciamo di 1.500, però in più io chiedo di rendicontarli documentalmente, quindi cioè ogni mese mi devi mese o trimestre, comunque tutte le spese che riguardano i rimborsi le devi documentare e le devi mettere online. I 1500 sono mensili, Certo, mensili. quindi 6,4 più 1500 al massimo. Certo, di spese. 7,4. Sì, quelle sono le spese, No, certo. sì, al massimo dico 1. Sì. Questo per i consiglieri, non per gli assessori. No, anche per gli assessori, perché l'assessore non ha l'indennità di funzione. Certo. Ce l'ha l'indennità di funzione soltanto i presidenti, il presidente del consiglio della giunta e ovviamente i vicepresidenti dei gruppi. Ma le chiedo questo perché oggi noi abbiamo pubblicato l'elenco delle spese degli assessori che sono decisamente superiori rispetto a quanto lei conosce. Io presumo che le spese documentate da un assessore che va a Roma siano reali. In quel caso ovviamente lei prevede il rimborso. Tutto ovviamente verrà rimborsato con il tetto massimo però che varrà di 1.500 euro. Cioè il tetto massimo rimane, i 1.500 euro di tetto massimo per i rimborsi rimane per tutti. Per assessori e consiglieri. Tutti. Volevo introdurre un tema collaterale che forse però si sposa anche con questa cosa. Il limite dei mandati, I 2 mandati. 2, quindi uno può al massimo costare per 2 volte questa cifra. Sì, noi questa regola qui, lei sa bene, l'abbiamo già attuata da questa legislatura, quindi chi ha già fatto 2 mandati non è ricandidabile. Così internamente, poi in regione proporrà che questo diventi legge. Diventi una immagino. regola, questo ovviamente vale per il PD, certo. Esatto. Certo. Ecco, scusi, sui vitalizi, che è appunto una cosa estremamente importante come costo economico, tutto questo scatterebbe per i nuovi consiglieri. Dalla mia legislatura, da questa legislatura... La situazione pregressa, su quello lei non può intervenire. No, noi interveniamo proprio sulla situazione pregressa. I vitalizi In che è maniera? pregresso. In questo modo noi taglieremo i vitalizi, ridurremo i vitalizi, nel senso che noi agiremo non eliminandoli, perché saremmo soggetti, diciamo, a ricorsi di ogni tipo,
noi andremo a calcolarli sulla base non del retributivo ma del contributivo, li ricalcoliamo Ma per tutti tutti, quelli in essere? anche quelli in essere, ricalcoliamo tutto. È sicuro di poterlo fare? Sì, sì, io lo faccio, poi No, vediamo. no, lei, la volontà politica mi sembra chiara, che poi, come dire, i principi giuridici che stanno alla base... Vedremo, non escludo Perfetto. potenziali ricorsi che sono legittimi, però poi bisogna vedere la Corte dei Conti. toccare tutta la situazione pregressa. Noi andiamo a toccare tutta la situazione pregressa con un sistema però nuovo e innovativo che nessuno ha diciamo così applicato ad oggi, quindi possono diciamo farsi senz'altro dei ricorsi, bisogna vedere cosa la Corte Costituzionale decide, però in ogni caso noi andremo a rivedere anche i vitalizi attuali. In base al contributivo, quindi l'uguaglianza dei cittadini verrebbe Esatto, applicata. come principio, salvo che No, la Esattamente. Corte Rischiamo Esatto. di entrare troppo nello specialistico, ma so che lei si diverte se le faccio questa domanda, proprio perché la Corte Costituzionale ha stabilito che l'indennità o il vitalizio è paragonabile ad una pensione che è un diritto inalienabile Certo, per i parlamentari. infatti noi non lo togliamo, Ah, ho capito. del calcolo. noi lo ricalcoliamo. Bene. Benissimo, se non ci sono altre questioni possiamo andare avanti Andiamo avanti. con il secondo blocco, trasparenza. Scusate, Prego, Mauro. Come noi, il contributivo, Come noi. cioè Come significa- cittadini normali. ma se uno ha fatto un anno è diverso da uno che ha fatto tutta la legislatura, Sì, no? certo. Quindi prende meno. Noi prendiamo praticamente tutti i vitalizi ad oggi in essere per i quali la Regione ogni anno sborsa 11.200.000 euro, ogni anno di vitalizi, e andiamo a ricalcolare tutti i vitalizi, dal più piccolo al più grande. Non toccando quello che è stato pagato, immagino. Non si potrà chiedere. No. Mm? Siete contenti? Sì? No, è una battuta che noi possiamo Scusi, avete riferire. fatto un calcolo Sì. che potrebbe cambiare la situazione per il consigliere, cioè uno che fa 3 mandati, adesso prende tot, perché mi sembra che da 11 un risparmio di 8,4 È tantissimo. è tantissimo. Sì, perché attualmente appunto da 11,2 si arriverebbe a 8 milioni e 4. Non siamo riusciti ad entrare nel dettaglio specifico perché la varietà è grande, nel senso che c'è chi ha fatto, come giustamente lei diceva, 3 mandati. 3, 4, 5 legislature e altri che ne hanno fatta una o due, però comunque il principio vale, no? Cioè il principio sarà ricalcolato, non sarà eliminato, ma sarà ricalcolato.